Euroregione News. Triveneto o Codroipo, la musica uniti nel viaggio. Da oltre 10 anni il mandolino è tornato in auge in Medio Friuli, l'orchestra a plettro città di Codroipo con musicisti provenienti dal Triveneto. Una storia nata nel Settecento, ora lo scopo di Domenico Furci. Far conoscere gli strumenti a plettro, in particolare i mandolini, le mandole, le chitarre e il contrabbasso. Il bello di questo gruppo è che ha ripreso una tradizione tra Bertiolo e Codroipo. Già all'inizio del secolo scorso c'erano delle varie orchestrine composte da mandolini e chitarre che lietavano le feste dell'epoca, almeno così fino alla Seconda Guerra Mondiale. Strumenti che sono diventati in Italia strumenti di nicchia, mentre altrove sono più noti e più in paesi lontani dall'Italia, dove sono stati portati da italiani, per esempio il Giappone, dove il mandolino è uno strumento apprezzatissimo. In Italia si sta cercando di fare una battaglia per introdurlo nelle scuole, dove si riprenderebbe una tradizione non solo locale ma nazionale. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.